Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su Friuli TV con i nostri audio video giornali per quanto riguarda gli aggiornamenti di cronaca dalle nostre parti. Dunque partiamo subito con una notizia di cronaca per dire che sottraggono grazie a un raggiro 1 milione di euro a un cittadino sloveno, ma vengono a loro volta sequestrati e derubati dall'ingente somma da un connazionale della loro vittima. È accaduto nei mesi scorsi tra Friuli, Venezia Giulia e Slovenia. L'epilogo giudiziario della vicenda si è avuto nelle scorse ore con l'arresto di 3 italiani, si tratta di un uomo di 51 anni, suo figlio di 33 e la moglie di quest'ultimo di 29, accusati del primo reato e con un mandato di arresto non ancora eseguito per lo sloveno accusato invece del secondo. L'indagine della squadra mobile di Udine ha infatti permesso di identificare gli autori di un furto aggravato da 1 milione di euro, cittadini italiani residenti nella zona di Udine, ma anche di acquisire elementi certi di colpevolezza per sequestro di persona, lesioni e minacce a carico di un altro sloveno di 39 anni, ritenuto dai 3 italiani responsabile della seconda sottrazione della somma di denaro che al momento è reperibile. In carcere in Italia sono stati chiusi l'uomo e suo figlio, mentre la moglie di quest'ultimo è ai domiciliari. E adesso cambiamo completamente argomento, andiamo alla Tisana per quanto riguarda le novità del nosocomio della cittadina della Riviera Friulana, perché da lunedì prossimo l'hospice e la residenza sanitaria assistita di Latisana tornano nuovamente operativi nei locali a loro dedicati. Lo rende noto il governatore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. La funzione di hospice sarà nuovamente accolta negli spazi che le erano stati originariamente destinati al quinto piano nella parte nuova del presidio ospedaliero di Latisana. Vengono ripristinati e resi quindi disponibili 7 posti letto. L'RSA poi potrà nuovamente garantire la piena operatività di 20 posti letto. Si conclude così dopo 3 settimane l'accorpamento dei servizi di hospice e RSA. Un percorso che si è reso necessario per motivi organizzativi, riportando l'attività territoriale a pieni volumi per garantire nella Bassa Friulana i percorsi di presa in carico dei pazienti fragili, tema fondamentale per la regione Friuli Venezia Giulia e per la direzione dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. E restiamo in tema sanitario, andiamo a chiudere con i numeri del Covid dalle nostre parti per dire che su 1643 tamponi molecolari sono stati rilevati 113 nuovi contagi. Su 2137 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 446 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2, quelli ospedalizzati in altri reparti 110. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nel bollettino quotidiano. Nella giornata odierna si registrano 3 decessi. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Vi ricordiamo ancora che c'è in corso, è stata emessa, nel corso della mattinata la seconda allerta meteo che partirà di nuovo da mezzanotte fino alle ore 24 con probabili rovesci di forte intensità in provincia di Udine e nella zona dell'area giuliana. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.